Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno Chiesa. Oh, ok, tu che sei a casa, un buongiorno anche a te. Stiamo qua per iniziare questo culto con tanta gioia, con tanta allegria, perché stiamo vivendo un periodo meraviglioso, appena finito un campeggio degli adolescenti con l'appoggio dei giovani. E sembra che è andato bene, ragazzi? Só per uno che è andato bene e gli altri? Mi sembra che c'era tanta gioia, tanta festa, ma soprattutto la vita spirituale con il nostro Dio. E oggi è un giorno di festa per noi come Chiesa, perché avremo un gruppo che starà dando la testimonianza, essendo battezzati. E o grande scopo di essere Chiesa è portare la gente a conoscere Gesù. E quando la gente conosce Gesù, viene a proclamare pubblicamente la fede tramite o battesimo. E noi di solito facciamo un filme qua ao Piave, e andiamo dopo come Chiesa, andiamo lì, staremo lì tutta la giornata, un piquenique. E quanto è bello vedere la Chiesa assieme, celebrando questo momento. O battesimo è una ricchezza per tutti noi e staremo lì com festa. Abbiamo preparato una piccola piscina ieri sera e oggi mi hanno inviato già la foto e la piscina está perfetta, ok? Non c'era nessun buco, nessun arrubato, ok? E è perfetta là. Perché 2 persone devono essere battezzate nella piscina e dopo le altre al fiume. La correntezza è fortissima, ok? Inizieremo di qua, finiremo dopo, ok? Ma sarà una grande festa, una grande celebrazione. Quello che Cristo ha vissuto, noi stiamo vivendo. Cristo è stato battezzato al fiume Giordano e noi staremo lì con i nostri fratelli e sorelle a battezzare i nostri al fiume lì, ok? E saremo proprio un luogo dove è successa una tragedia questa settimana, no? Penso che avete seguito le notizie di un ragazzo che è morto lì e è proprio davanti che saremo. Ieri abbiamo pregato con un gruppo di persone che erano lì perché è un combattimento spirituale. Loro stavano facendo un rito non cristiano e è venuta a morte di questo ragazzo e noi staremo lì a celebrare un rito cristiano. Così sicuramente, spiritualmente, noi staremo vivendo uma experiência molto forte. E perciò noi dobbiamo pregare per questo battesimo, dobbiamo pregare. Ieri abbiamo fatto questo momento di preghiera. E tante volte noi pensiamo la preghiera sì, la preghiera entra in un mondo spirituale che noi dobbiamo essere pronti e preparati. Di tante cose che noi ancora non abbiamo percepito. E è questo mondo spirituale che noi viviamo. E oggi staremo qua a testemunhare e vivere questa grandezza dell'amore di Dio. Amém? Preghiamo. Nostro Padre, grazie per questo momento di culto, offrirti, oh Padre, lode e adorazione. Vogliamo, Padre, vivere questa esperienza con te, tu sei qua con noi. Questo culto è per te. Vogliamo aprire il nostro cuore a te e che lo Spirito Santo guida-ci, rivela. La tua parola possa penetrare nel profondo del nostro cuore e a vivere l'esperienza nuova con te. Ti ringraziamo, Padre, perché questo momento è unico, è speciale, è tuo. E grazie, Padre, della tua presenza in mezzo a noi. Sia con la tua Chiesa, sia con questo incontro dei battesimi, sia con la testimonianza dei ragazzi, la testimonianza di ogni persona che sarà battezzata, e che tu, oh Padre, sia presente con noi. Grazie, perché questo momento è speciale e unico. Questo culto è per te, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Já dato un abbraccio, un saluto alla persona al tuo fianco? Ci sono persone da diversi posti oggi che sono venuti qua, così possa salutare, abbracciare, dare quella parola di benvenuto, che Dio possa benedirci e che possiamo camminare oggi con tanta gioia in questa celebrazione del nostro Dio. Con Dio faremo prodigi, perché Lui Scaccerà i nemici. Possiamo battere le nostre mani? Andiamo, con Dio fare i prodigi. Con Dio fare prodigi e gli scaccerà i nemici. Canterei la sua vittoria. Cristo è re. Con Dio fare prodigi e gli scaccerà i nemici. Canterei vittoria, Lui libera i suoi, a Lui
Cristo è Re, Cristo è Re. Amen. Esaltiamo il nome del nostro Signore. E ti esalterò, mio Dio è Re, e lotterò il tuo nome. Io ti esalterò, mio Dio è Re, e loderò il tuo nome. Oh, portate i vostri capi, alzatevi voi porti eterni, perché ti re di gloria, egli re di gloria, è l'Eterno forte e potente, è potente in battaglia, egli re di gloria, Re di gloria. la 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 la, hey, la 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 la, Signore, la 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 la, Gesù, la 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 la. Io ti esalterò, mio Dio è Re, e loderò il tuo nome. Io ti esalterò, mio Dio è Re, e loderò il tuo nome. Oh, portate i vostri capi, alzatevi voi porte eterne, perché il re di gloria, Re di gloria. è l'Eterno forte e potente, è potente in battaglia, egli è re di gloria, Egli è Re di gloria. la 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 la, hey, la 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 la, Signore, la 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 la, Gesù, la 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 la, la 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 la, hey, la 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 la, Signore, la 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 la, Gesù, la 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 la. Amen. Amen. Possiamo cantare ora: meravigliosa è la tua bontà, Padre, meraviglioso sei tu. Innalziamo una lode al nostro Signore. Oggi è un giorno di festa, un giorno di rallegrarsi, perché 1000 vite sono state salvate, 1000 vite sono state strappate dalla morte. Amen. Amen. Possiamo gioire in questo momento, possiamo glorificare il nome del nostro Signore. Amen. Cantiamo. Meraviglioso, Signore, sono le tue opere, Padre. Meraviglioso sei tu, Signore. Meravigliosa è la tua bontà, meravigliosa è la tua fedeltà, meravigliosa è la tua presenza, meraviglioso sei tu. Cantiamo meraviglioso. Meravigliosa è la tua bontà, meravigliosa è la tua fedeltà, meravigliosa è la tua presenza, meraviglioso sei tu. Degno sei di tutta la gloria, degno sei di tutta la lode, a te l'onore, a te l'osanna.
di tutta la gloria. Degno sei di tutto l'onore, Padre, di tutta la lode, di tutta la lode. A te l'onore, a te l'onore, a te Osanna. Ed io ti celebrerò, solo a te innalzerò un trono d'adorazione. Amen, Padre. Possiamo avere un momento di preghiera. Chiedo a tutti quanti di chiudere gli occhi, Padre. Chiedo a tutti quanti di chiudere gli occhi per parlare al nostro Padre. Signore, ti ringrazio perché tu sei meraviglioso, Padre. Ti ringrazio perché tu ci completi, Padre. Ti ringrazio perché tu prendi quello che manca, Padre, e ci fai vedere che soltanto tu puoi darci quello che manca, Padre. È il tuo amore, la tua parola, Padre, la tua salvezza. Quello che ci manca, Padre, il vuoto che noi proviamo, Padre, potrà essere riempito soltanto con te, soltanto con la tua presenza, Padre. Ragionamenti umani, scienziati, Padre, non potranno mai capire che cos'è che manca, Padre, e lo potranno capire soltanto aprendo la parola, Padre, e ascoltandoti, pregandoti, stando assieme a te, Padre. Io prego che tu possa essere manifesto, Padre, che ne possiamo sentire la tua voce, possiamo sentire la tua parola, Padre, che ci sana, Padre, dal completo, non fa un lavoro parziale, Padre, ma fa un lavoro completo, Padre. Ti prego che noi possiamo essere trasformati mediante la tua parola, mediante la tua presenza, Padre. Ti ringrazio per tutto questo, nel nome santo di Gesù. Amen. Pastore. Ok, buongiorno Chiesa, vi saluto con la grazia e con la pace del nostro Signore. Allora, io sono qua, ma non sono qua da solo, e la prima cosa che voglio fare è invitare i nostri reduci di guerra, no, qua sul palco insieme a me. Per favore, staff, ragazzi, venite qua perché sono da solo. Ok, se lo staff si può mettere qua sulla sinistra e i ragazzi di qua sulla destra. Ah? Ok, allora perché siamo qua sul palco? Ovviamente perché, come è giusto e biblicamente corretto fare, siamo qua per rendere conto alla Chiesa di quello che è successo. Graziene, cosa ci fai lì? Sei stata una cuciniera, per favore. Graziene. Anche Sofia. Anche Sofia, esatto. Siamo qua per rendere conto di quello che è successo in questi 5 giorni di campeggio. E la prima cosa che voglio fare è quella di ringraziare veramente con tutto il cuore la Chiesa, perché questo io penso che sia stato un campeggio della Chiesa per i giovani. Abbiamo sentito le vostre preghiere e ogni tanto mi arrivavano messaggini, pastore, stiamo pregando per voi, vi stiamo sostenendo, siamo con voi, ossia è stato un campeggio che la Chiesa ha sentito e noi abbiamo sentito le preghiere della Chiesa e questo è stato veramente molto necessario. La seconda cosa, vogliamo ringraziare per la Chiesa per la generosità del cibo che è stato portato, che è stato elargito per poter fare
il nostro campeggio al meglio. C'è la testimonianza dei cucinieri che a un certo punto mi ha detto: pastore, sembra che la roba invece che calare aumenti. È così che funziona, ossia Dio ha fatto delle robe, abbiamo cambiato il menù 8 volte perché la roba era troppa, no? Ossia, è stato bellissimo vedere che Dio quando mette mano in una cosa, la cosa aumenta, non cala, no? Ed è proprio questo che è successo. Quindi grazie Chiesa per averci sostenuto in tutte queste piccole ma grandi necessità del nostro campeggio. Quest'anno avevamo un team di 11 persone che poi è passato a 12, poi a 13, poi di nuovo a 11, uno staff che posso dire, l'ho detto 5 volte a loro in modo che veramente entri nella loro testa, perché io so come funziona i pensieri del nemico. No, abbiamo avuto il migliore staff di sempre, uno staff che ha lavorato, come dice la parola di Dio, come un solo uomo, ok? È questo che è successo. E abbiamo avuto 33 ragazzi, di cui qua vediamo non sono tutti, ma sono una rappresentanza, e siamo partiti come sempre con grandi speranze, no? Sia quest'anno il tema del campeggio era un tema molto delicato, molto forte, che era il tema della preghiera, e come raccontavo ai ragazzi, no? Io ho sentito una settimana prima di partire per il campeggio la testimonianza di una ragazza ex satanista, no? Che si è convertita, è diventata una cristiana. Lei diceva: i cristiani che leggono la parola di Dio e obbediscono ci danno fastidio, ma i cristiani che pregano sono quelli peggiori per noi. Ed è interessante che questa ragazza raccontava che c'era un gruppo di persone che pregava per lei e lei si è convertita, è diventata una cristiana. Perciò non posso dire, perché sarebbe bello, no, venire qua davanti e dire: guarda, il campeggio è stato meraviglioso, non c'è stato nessun problema. Fratelli, dal primo giorno fino all'ultimo giorno, voi non vi immaginate le battaglie che noi abbiamo fatto, no? In tutte le aree del campeggio, ma in tutte le aree del campeggio. Però, come dicevo prima, Marta, certo, sì, tu hai dato da mangiare a tutti. E veramente abbiamo sentito e sperimentato che cosa significa la potenza della preghiera. La potenza della preghiera che ha proprio gambizzato il nemico. Ossia, il nemico ci ha provato di entrare prima dalla porta, poi dalla finestra, nelle relazioni. Alcuni ragazzi già il primo giorno si erano già fatti male, grazie a Dio niente di grave, però poteva essere una cosa seria, ma Dio ha messo proprio angeli e mano in tutte le cose che noi abbiamo fatto. E siamo partiti con questa grande speranza, dicevo. All'inizio c'è stato un po' di battaglia. Al mercoledì è stato proprio il giorno della svolta. Ossia, il terzo giorno il campeggio è risuscitato come il nostro Signore. E noi avevamo in programma dopo il culto della sera, vi racconto solo questa, ma dopo io voglio lasciare la parola ai ragazzi che loro racconteranno sicuramente meglio di me. E al mercoledì sera, dopo il culto, che era alle 21, noi avevamo in programma di fare la serata cinema, no? Quindi facciamo il culto, facciamo la serata cinema, no? Concludiamo bene la giornata. Quello che è successo in quel culto e dopo la predica è stato che lo Spirito Santo ha parlato in un modo così forte ai ragazzi che loro hanno cominciato a piangere fino a mezzanotte. Abbiamo lodato il Signore. Sì, c'era il cinema è saltato e i ragazzi hanno preferito fare un'attività spirituale. Questo vi dà la misura di come il Signore ha agito nelle loro vite. Ma io vorrei lasciare più che altro adesso la parola a loro, perché loro sicuramente in prima persona sanno raccontare meglio, no? È come un papà che quando parla di suo figlio è orgoglioso di suo figlio, ma i figli sanno veramente che cosa è successo. Quindi lascio la parola a loro, prima lascio la parola allo staff. Christopher, dov'è? Eccolo qua, che vuole dare una testimonianza. Ok? Christopher, è con te. Grazie Pastore, buongiorno Chiesa. Dai, iniziamo che sono un po' agitato.
ho qualcosa che gira qua sulla pace, quindi... Comunque, come ben dire, partecipare a un campeggio come staff è stato veramente un onore, perché dopo l'anno scorso che ho fatto campeggio da campeggiatore con questi bellissimi ragazzi, poter avere la possibilità di partecipare e fare parte dello staff è stata una roba molto gratificante nella mia vita, che mi mancava veramente da ben 3-4 anni dall'ultima volta che ho lasciato la chiesa. E sto campeggio, tra difficoltà che ci sono apparse, ma tante, siamo riusciti a superarle tutte insieme e divertirci tutti insieme. E come dire, ho corso tanto per aiutare questi ragazzi a non far cadere tanto liquido per terra. Mancava solo che andassi in bagno, prendessi un mocio per pulire, perché veramente hanno allagato tutta la sala culto. Però è stato divertente. Grazie ragazzi, grazie per la bellissima esperienza, grazie mille. Amen. Qualcun altro dello staff vuole dare una parola? So, Giulia, dai. Io lo so. Ma perché sono così? Cosa dire, Chiesa? In primo luogo io vedo tante facce nuove, quindi mi presento un attimo. Io mi chiamo Giuliana, ho fatto parte di questa Chiesa per tantissimi anni con il Ministero dei Bambini e ho partecipato a tanti campeggi con i bambini. E nel 2022 io mi sono sposata e mi sono trasferita a Vigevano, che è vicino a Milano. Però subito dopo che ci siamo sposati abbiamo sentito nel nostro cuore, Giovanni purtroppo oggi lo vedrete al battesimo, ma domani si laurea e quindi sta preparando un po' la sua discussione, quindi non è venuto stamattina, ma noi due abbiamo sentito che un pezzettino di noi era ancora con questi ragazzi. E abbiamo parlato con il pastore Sandro e spesso e volentieri ci vedete qui in mezzo a loro perché veniamo per i campeggi a dare del nostro. E cosa dire? È sempre meraviglioso vedere come Dio agisce. È una cosa che non riesco a spiegarlo. Cioè, dalle piccole cose, anche un versetto detto, che magari una sentinella, perché noi facciamo una catena di preghiera tutti a base volontaria, un campista o una persona dello staff che era la sentinella, che ha sentito le stesse parole che c'erano nel culto. E quando tu vai a fare la sentinella, che lasciamo scritto, no? Quello che passiamo uno per l'altro, vedere che Dio ha parlato allo stesso modo con persone che erano in due posti diversi, in due momenti diversi, avere risposte di preghiere, no? Perché poi i ragazzi vengono a condividere quello che il Signore ha detto al loro cuore, magari erano delle preghiere che noi dello staff stavamo facendo ancora prima che questo campeggio iniziasse. Cosa posso dirvi, Chiesa? Non è facile, noi siamo stanchi, siamo provati, non tutte le situazioni sono state proprio una passeggiata, ma io ho una gioia nel mio cuore di poter partecipare a quello che Dio sta facendo nella vita di questi ragazzi che non potete capire. Quindi se il Signore vi sta chiamando a servirlo da qualche parte, sarà faticoso, sarà, ma tu hai il grande privilegio di dire sì, Signore, eccomi, voglio vedere la tua azione in quello che tu mi stai chiamando a fare. Quindi lasciatevi usare dal Signore. Buongiorno Chiesa. Volevo prima parlare del fatto che io in questo campeggio non volevo venire e del fatto che Dio ha messo tante persone nella mia vita che mi hanno
sostenuto e mi hanno convinto di venire in questo campeggio. E perché prima infatti non volevo venire perché non sentivo più Dio nella mia vita e queste persone mi hanno convinto e sono andato. E il primo giorno sono arrivato in ritardo, erano verso l'una credo, e c'era il primo culto della giornata e c'ero io e Edoardo e erano più o meno nella metà e ho detto a Edoardo siamo qua perché non voglio partecipare perché tanto non mi cambierà niente e ho saltato quel primo culto e letteralmente il secondo culto della giornata è stato quando Dio sta in silenzio e letteralmente era quello che ho sempre pensato in questi anni perché per me Dio non mi ascoltava, non parlava con me mai e ho sentito tanto Dio in quella predica, ma c'era ancora una bella parte di me, maligna, che diceva non ascoltare, tanto non ti ha ascoltato mai in questi anni e non ascolterà adesso. E sono passati 2 giorni, è arrivato mercoledì in quella predica che tutti si sono seduti e hanno iniziato a piangere e quella predica è stata liberatevi del peccato e letteralmente era quello che mi serviva perché volevo liberarmi ma c'era ancora quella parte maligna che parlava che non mi lasciava andare avanti e Dio mi ha liberato finalmente dal peccato dopo quel giorno e quando mi sono svegliato il giorno dopo, giovedì, ero totalmente un'altra persona, mi sentivo libero, mi sentivo un'altra persona e c'è stata la camminata fuori il pomeriggio e sono andate tutte le altre persone e io sono rimasto là perché mi ero infortunato il piede durante una partita, sì. E io sono rimasto nella sentinella, che era il momento dove uno andava in una stanza e pregava per tutti quelli del campeggio. E in quel momento ho parlato con Dio tanto e Lui mi ha parlato dicendo che mi aveva liberato e dovevo aiutare le altre persone del campeggio che non si erano ancora liberate e io non sapevo come farlo perché sono sempre stata una persona molto chiusa che nascondeva le cose per me e sì, vivevo la mia vita come se fosse solo io e io, letteralmente. E letteralmente il giorno dopo sono arrivate più o meno 5-6 persone che venivano da me a parlare e a chiedere se potevano il mio aiuto, se volevano che io stessi vicino a loro e lì ho capito che Dio proprio ha un proposito e Dio c'è sempre perché se ha chiesto sta cosa per me ho visto che è sempre lì con me anche se è in silenzio. E per tutta la Chiesa anche se Dio è in silenzio Lui ha sempre un proposito per voi. Grazie. Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce mi chiamo Edoardo e vorrei condividere un po' con voi la mia esperienza che ho avuto in questo campeggio.
Prima volevo dirti che io ero condannato al peccato e questo campeggio è stata la mia opportunità di essere rinnovato da Dio ed è quello che è successo nella mia vita. E vorrei dirti che la stessa cosa che è successo con Matteo. Eravamo in un culto mercoledì? Sì. Era culto della sera che il pastore ha predicato sul il peccato, che era quello che avevo nel mio cuore. E Dio ha parlato molto con me quella sera. E dopo che ha finito la predica, il pastore ha chiamato tutti davanti a inginocchiarsi davanti a Dio per pregare e chiedere il suo perdono per chi voleva. E io sono stato uno di quelli che sono andato davanti. E vi dico che è stato bellissimo quella scelta che ho fatto, perché Dio mi ha perdonato e oggi vi dico che sono libero. Ed è stata un'esperienza molto bella per me, perché io aspettavo da tanto tempo una risposta da Dio per la mia vita, e questo campeggio è stata un'opportunità. E vi dico che se voi avete qualcosa nel cuore che non riuscite a dire a qualcuno, andate da Dio, perché Lui è la soluzione dei tuoi problemi. E Lui è stata la soluzione dei miei problemi, perché io sono una persona molto chiusa, non riesco a parlare neanche con mio padre sui miei problemi. E quando sono andato da Dio ho visto che Lui ci aiuta in ogni momento, in ogni tempo. E quello che volevo dirti, che a me. Qualcun altro vuole dare 2 parole? Nicole. Per chi non mi conosce, sono Nicole. Allora, io un mese prima del campeggio mi hanno chiamato perché dovevo essere operata il venerdì, subito prima del campeggio, che era il 5, e io ho già detto ai miei genitori: va bene, mi opero quel giorno, ma io vado comunque in campeggio, perché lo aspettavo da tanto. Mi opero, passa il sabato, domenica, e lunedì dovevamo partire. Allora, tutti comunque mi aiutavano per tutto. Il primo giorno stavo sempre con le stampelle, perché mi ero operata ai piedi, e facevo poco effettivamente. Poi, però, subito il secondo giorno mi sono sentita che i miei piedi stavano meglio e ho iniziato a camminare senza stampelle. E già dal secondo giorno ho sentito Dio, già dal secondo giorno. Però il mercoledì, e sempre al culto della sera, quando sono andata davanti mi sono sentita libera di piangere, perché sentivo che era entrata nel mio cuore. E soprattutto anche quando ci siamo messi tutti a cantare, a saltare, è stato un momento molto, 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 molto bello, e ho sentito che stavo entrando nei tanti cuori. E scusate. Il giorno dopo mi sono svegliata presto, anche perché il pastore aveva dato un compito di cercare delle benedizioni che c'erano sul Salmo 37, e mi ero svegliata presto per trovarle, e quando si sono alzati anche tutti gli altri sono sentita libera, sembrava un momento in cui eravamo tutti in pace, e
Sì, è stato molto bello. Amen. Amen. Ciao Chiesa. Allora, volevo parlarvi di questa iniziativa che abbiamo preso per il campeggio. È stata un'idea mia, di Lucas e di Marcia, di lasciare letteralmente un'impronta di tutti quelli che hanno partecipato al campeggio, sia staff che campisti. E abbiamo formato questa croce con tutte le impronte. Ogni culto della sera, che era la fine della giornata, prima di uscire dalla sala del culto, intingevamo appunto il pollice e abbiamo, alla fine di tutti i 5 giorni abbiamo riempito la croce e alla fine abbiamo firmato tutti dietro per lasciare un altro segno di il nome di chi è stato al campeggio. E questo rimarrà come una storia, no? Nella Chiesa, come se volessimo dire che la nostra identità è in Cristo, ok? La nostra impronta digitale è Cristo. Che il Signore possa aiutarci a mantenere questa direzione. E Chiesa di Dio, pregate per noi, pregate per i campisti, pregate per i nostri giovani. Genitori, voglio darvi un'esortazione. Abbiamo pregato tanto con i nostri ragazzi, non solo per i nostri ragazzi. Quindi a casa continuate a pregare per loro, ma soprattutto con loro. Questo è fondamentale, ok? Trovate un tempo ogni giorno per pregare insieme a loro. Allora, 2 cose ancora. Sì. Sì, certo, puoi dire. Volevo solo aggiungere una cosa importante. Qua ci sono tutti questi ragazzi qua che sembra che il campeggio è solo per loro, no? Il campeggio è un campo di battaglia, veramente, anche per quelli che servono, no? Come io, per esempio, che ho bisogno di tantissimo cambiamento, né? Come cristiana, è da tanti anni che sono con Dio, che cammino con Dio, ma tante cose devo lasciare andare e lasciare Dio usare la mia vita come vuole Lui, non come voglio io. Quindi per me è successo certe cose nel campeggio. Dio permette certe situazioni affinché noi possiamo, io per esempio, vedere che non sono io ma è Lui che comanda, è Lui che ha il controllo di ogni cosa. Quindi questo campeggio, grazie a Dio, anche se sbaglio ogni volta, sicuramente io voglio sempre fare io, sempre, non per farmi vedere, no, anche perché delle volte si sente forte, si sente di fare. Io amo questi ragazzi qua, io voglio essere la mamma di loro, è impressionante. Questo è più forte di me. Il pastore sa di questo, vero pastore? Ogni volta, Marta, stai tranquilla, guarda che bastano per tutti, non va bene così. Quindi io voglio sempre, no pastore, però voglio sempre così. Allora, volevo solo aggiungere una cosa, è molto importante, io invito a tutta la Chiesa mi sembra un po' esagero, però le persone che sentono di andare a servire il Signore, non andiamo lì solo per servire, siamo noi serviti, in verità, alla fine siamo noi serviti da Dio, perché a me è successo e succede a tutti noi, che è lì che riusciamo a vedere cose che non riusciamo a vedere da soli. Dio permette certe situazioni affinché noi vediamo noi stessi come quanto noi sbagliamo. Io sono tornata in cucina dopo che ho parlato con la Giuliana, ho pregato, io ho detto, Signore, tante volte io ho pregato prima di venire in questo campeggio, non volevo essere io, però già nell'ultimo giorno è successo una cosa che sai qual è, né, pastore? Che mi ha dato un'agitazione non necessaria e alla fine io sono tornata nella cucina, io ho cominciato a sbaraccare tutte le pentole, tutte le cose, a buttare via quelli che non serviva, sì, buttare via le robe delle pentole, ma i piatti, le cose per buttare via, io sono andata lì, nelle spazzature, nell'umido, io ho detto, Signore, togliendo tutte le cose che avanzi, tutte le robe dei piatti dei ragazzi, ho detto, questo sono io, questo qua Dio mi ha fatto, questo sono io non voglio essere così. Sono io, spazzature. Io voglio essere quello che vuoi nella mia vita, voglio essere cambiata completamente. Quindi è lì, è nel campo di battaglia, solo nel momento difficile che possiamo vedere quanto noi abbiamo bisogno di cambiamento come cristiani, di fare la differenza e essere più vicino del Signore, assomigliare più a Lui. Io mi sono accorta che veramente io ho bisogno di tanto confrontamento con me stesso. Quindi io volevo dire solo una cosa e ringraziare anche la mamma di Pedro,
la Erika, che anche lei, pastore, posso fare un ringraziamento. Ecco là, bravissima, è venuta a darci una mano. Lei è venuta un giovedì a darci una mano, ha passato tutto il pomeriggio a fare sfiglia dei panini brasiliani che ha fatto per loro e siamo stati lì con il pastore 5-6 ore in cucina con lei, lavorando, e lei è stata molto, molto generosa. Io ti ringrazio, ringraziamo a te, ok? Che Dio ti benedica. Grazie. Ok, allora, adesso vorremmo prima cantare la nostra canzone bandiera del nostro campeggio, ok? Tu sei Dio, abbiamo scelto proprio questa canzone un po' di tempo fa e penso che rappresenti molto bene quello che noi abbiamo fatto là. Poi vi faremo vedere un piccolo di 3 minuti, brevissimo filmato, no? Che riassume un po' i momenti topici del campeggio, va bene? Grazie per la pazienza, Dio vi benedica e continuate a pregare per i nostri ragazzi che sicuramente vogliono avere sempre degli stimoli così forti per cambiare questa generazione, ok? Dio vi benedica.
questo è il mio canto, la mia resa, tu sei Dio, in questo è la mia vittoria e resto qui, io mi stringo a te, io mi stringo a te. Sei Dio, in ogni mia incertezza so che tu sei Dio, nella mia debolezza trovo forza in te, che sei il potente Dio. Tu sei Dio, quando sono lì nella tempesta, tu sei Dio, quando la tua voce calma il vento ed io riposo in te, potente Dio. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai solo, perché sei Dio, la mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro, sì tu sei Dio. Tu sei Dio, in ogni mia incertezza so che tu sei Dio, nella mia debolezza trovo forza in te, che sei il potente Dio. Tu sei Dio, quando sono lì nella tempesta, tu sei Dio, quando la tua voce calma il vento ed io riposo in te, potente Dio. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai solo, perché sei Dio, la mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro, sì tu sei Dio. È questo? Funziona, 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 non funziona, funziona. Che bello, no? Genitori, per favore, portate i vostri figli sempre in chiesa, portate i vostri figli sempre in un campeggio, portate i vostri figli sempre che c'è qualche incontro. Genitori, la responsabilità è vostra. Sempre parlo con il pastore Sandro, tante volte alla chiesa, noi lavoriamo, ma i genitori non hanno quell'impegno. I vostri figli sono preziosi.
sono preziosi, sono unici. Così è un prezzo da pagare altissimo. E i genitori che hanno questa responsabilità. Stiamo assieme per dare tutto questo appoggio. Ok? Ma oggi vivremo anche una esperienza dei battesimi. E Daniel, vieni qua. Pode salire qua, não c'è nessun problema. E hoje nós estaremos ascoltando le testemunhanze de quelli che saranno battezzati. La maggioranza farà la testimonianza lì al fiume. Ma Daniel ha detto no, voglio fare qua. Microfono, Riccardo, quale? Lá dietro la cassa. No, hoje é o Samuel andato, ok. E hoje é um miracolo de Dio, né? Um brasiliano batezando um argentino, pode imaginar? Prima domanda, Pelé ou Maradona? Pelé ou Maradona? Messi. Messi. Ok, Daniel, quello che la Chiesa vuole sentire la tua testimonianza. La sua testimonianza è preziosa, lunga, profonda. Sicuramente lui qua non condividerà tutto, ma oggi di là sicuramente vai poter parlare con lui di tutta la sua storia, ok? Io ho detto, Daniel, 5 minuti, pastor, 5 minuti, non riesco neanche a dire il mio nome. Così, ma lui c'è una testimonianza che Dio veramente ha fatto un grande miracolo nel suo amore. Lascio con te. Amén. Buongiorno, farò un poco spagnolo, sicuramente italiano perché ho perso un po'. Io sono qua dal 91, però sono tornato in Argentina nel 2016 e adesso sono tornato da 2 mesi fa ancora. La mia testimonianza è così, io sono andato in ferie per 3 mesi nel 2016 e cosa è la vita, mia madre mi fa, prima di tornare mi fa con una tristezza non andare via e io ho detto mamma io devo andare perché ho il mio lavoro, ho i miei figli che bene o male sì, ero separato da loro ma comunque ero con loro quasi sempre. E cosa è la vita? Sono andato all'aeroporto e ho perso l'aereo, quindi sono arrivato in ritardo e là ho pensato 2 cose, o mia mamma muore o l'aereo cade. E allora io ho detto resto perché sicuramente Dio ha qualcosa per me. Infatti l'ho vissuto con mia madre 6 anni, dopo che non lo vedevo da 15 anni più o meno, che non sono andato in Argentina. Quindi ho vissuto con lei e dopodiché, già stando con lei, ho cominciato cosa della vita, errori, mi sono messo nel gioco, è come dire o l'alcolico o il drogato o il gioco. E mi sono messo nella via sbagliata del gioco e sono andato molto oltre, diciamo, non ho potuto controllarmi. Comunque è arrivato a un certo punto che ho cominciato a dire bugie, chiedere prestito in soldi, tutte quelle cose, debiti, prendi i soldi dal mio lavoro che non era giusto e a un certo momento ho detto non ce la faccio più. E un giorno ho scritto una lettera a mia sorella che giustamente è venuta in visita e ho scritto una lettera che non ce la faccio più e voglio andare via da questo mondo. Sono partito presto, solo con una SUV, come si dice qua, non so, il biglietto autobus, ho lasciato soldi, cellulare, eccetera, e sono andato verso il fiume. E ora qua mi butto, che il Paraná, sarebbe Argentina, il Paraná con frontiera con Paraguay. E sono andato su un ponte e non ce l'ha fatta a buttarmi. Comunque ho detto non ce la faccio e ho girato ancora un'altra parte, sono un'altra parte, sempre su un fiume dove c'era praticamente spiaggia, acqua, diciamo, e da questa parte tutto campi e non c'era nessuna casa, non vedevo casa da nessuna parte. E quindi ho preparato una corda per suicidarmi, no? Impiccarmi. Ero vicino al fiume, un albero, ho guardato, ho detto qua mi impicco. E a un certo momento mi siedo e faccio così. Oh Dio, aiutami, cosa faccio? E giuro, grazie a Dio, no? E non è passato 2 o 3 minuti
E da quella parte dove io c'ero prima che giravo e non c'era nessuno, mi è apparso 2 bambini, uno sulle 10-12 anni, uno 10 e l'altro 12 più o meno, e mi guardano passando di fronte a me e mi fa ciao signore. E ho detto ciao. E quindi là come mi sono svegliato, come no? E ho detto no, ma se io faccio questa cosa qua, quando i bambini, perché in teoria andavano a pescare, perché ho visto che sono andati qualche metri più avanti, sono scesi. Ho detto se io faccio questo, mi impicco, i bambini mi vedranno dopo. Però questo qua adesso, che conosco la parola, è Dio che mi ha mandato questi bambini. Sicuramente erano angeli perché in quel momento là non c'era nessuno. Cioè mi hanno apparso così del nulla. Quindi da là ho reagito, dopo grazie a Dio mia famiglia, i miei amici si sono mossi, fatto denuncia eccetera e la polizia mi ha trovato. Quindi mi hanno trovato, è venuto mio fratello, mio cugino a prendermi e da là un giorno, dopo una settimana viene un ragazzo, un signore seria, che è della stessa chiesa qua, uguale. E io mi ha detto guarda io voglio invitarti un giorno a venire in un ritiro, come un campeggio così, no? Da adulto. E ho detto sì, io andrò. Mi ha detto non ti obbligo, vieni se tu vuoi, voglio invitarti. Sono andato e quel giorno l'hanno passato dei filmati del figlio prodigio, può essere? Sì. E là sembrava che mi parlava a me, perché il figlio prodigio è andato per il mondo, no? Come si dice? A girare il mondo, a divertirsi, a sprecare i soldi, eccetera, e sembrava mi parlava a me. E da là ho conosciuto Gesù e grazie a Dio oggi sono qua. Io ho uno dei miei figli qua, sono 4, uno è venuto qua e io già ho sbagliato in passato con loro e ho chiesto scusa e perdono, come uno deve chiedere perdono, no? E adesso voglio recuperarlo a loro. Quindi sto per la via giusta, credo. E questo è tutto alla gloria di Dio, no? Tutta la gloria di Dio. E quindi, sì, magari qualcuno... Grazie. Sì, se magari qualcuno sta passando in questo momento qua così molto difficile, io dico che la unica via è la palabra. Tu con la palabra Dio sta con te, perché io l'ho comprovato quando io l'ho chiesto aiuto e lui è apparso. Quindi, riassumendo tutto, oggi sono una persona più tranquilla, serena nel mio cuore, senza quella, diciamo, di andare a gioco, di fare... No, non sono stato mai cattivo, però di quelle cose là, pensare ai miei figli anche. Quindi io tutto ringrazio a Dio. Questo. Grazie, Iglesia. Grazie. Amém. Grazie. Sei sicuro di Cristo Gesù nella tua vita? Sì, Signore, per quello io mi voglio bautizare. Questa è un'altra cosa. Ho fatto 3 volte nella chiesa, ho frequentato 1 anno e mezzo là, e 3 volte ho saltato il battesimo. Non ero sicuro. E sicuramente Dio mi ha preparato per farlo qua perché adesso sono convinto. Amen. Amen. Grazie. Sono anche, preghiamo. E è interessante che circa 30 anni fa, quando lui abitava qua in Italia, lui ha imparato a guidare tramite il nostro fratello Pietro. Pietro, vieni qua, prega per lui. E lui neanche sapeva che Pietro frequentava questa chiesa. No, non sapevo che Pietro era qua. Quando sono venuto alla chiesa, che ho detto a Dio, tu mi porterai alla chiesa giusta, e le ho trovato a Pietro, un amico. Prega con loro. Signore, ti ringraziamo di quello che hai fatto nella vita di Daniele, di come l'hai trasformato, di come gli hai dato la possibilità di non fare quel gesto, perché anch'io tanti anni fa ho avuto questo problema e ho visto che tu mi hai liberato e hai liberato lui. Dagli la possibilità oggi di far vedere che tu sei un Dio grande, meraviglioso, che hai misericordia e amore per lui e per me, e che ti ringraziamo di tutto quello che hai fatto e fai nelle nostre vite. Nel tuo nome, amen. 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 Ok, grazie. Favorevole al battesimo di Daniele, potete dire alleluia? Contrario, dovete dire niente. Ok, cari. C'è la predica ancora oggi, no? Ci sono i battesimi? Ok, sono 11:37. Non c'è problema, no?
Ok, cari. Quando ascolto la storia delle testimonianze del battesimo e testimonianze anche di questi ragazzi, è prezioso. Io vorrei oggi condividere veloce qua, state attenti, non sarà una predica, sarà una meditazione, o quanto la nostra vita cristiana, io paragono, mi piace molto il calcio, voi sapete, no? E veramente Messi è un bravo, ha imparato con me. Ho insegnato a lui a essere portiere, dopo... Ok, o calcio e mi piace tanto e quanto è bello vedere che Dio ci insegna dei principi anche nello sport. E ci sono dei principi che tante volte noi stiamo perdendo. Leggiamo Ebrei capitolo 11. Ebrei 11, dal versetto, 12, 1 e 3. Perché la nostra vita è una grande corsa. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e o pecado che così facilmente ci avvolge e corriamo com perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, ele sopportou la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua promessa da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi di animo. Prima Corinzi 9, 24 e 27, Paolo afferma che un atleta cerca un traguardo, un obiettivo, la vittoria. E così questo testo dice: non sapete che coloro i quali corrono nell'stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto il pugilato, ma non come chi batte in aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Nosso Padre, noi vogliamo continuare a sentire il tuo Santo Spirito che ci guida e riveli quello che è tuo. Grazie, Padre, per quello che tu fai e per quello che tu sei nella nostra storia. E in questo momento, Padre, la tua parola possa entrare nel nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Quale paragone che vediamo qua? È molto interessante, chi pratica lo sport deve avere una grande e profonda dedicazione, deve avere una fortissima impegno e responsabilità, avere una disciplina, ossia chi pratica un sport è così che vive, altrimenti non arriva ao traguardo. Tu já conosci uno che è un po' grasso giocando calcio o facendo 100 metri una persona con 100 kg? È impossibile. Perciò che questo paragone della vita cristiana, se io vorrei essere un campione, sicuramente che io devo avere un allenamento spirituale nella mia vita, la perseveranza, la costanza, la disciplina, altrimenti io oggi sto testimoniando di quello che Cristo ha fatto nella mia vita un campeggio, oggi sto testimoniando di quello che Dio ha fatto nella mia vita, passano 5-6 giorni, io abbandono tutto questo e quando percepisco tutto quello mio traguardo è finito. Perciò la nostra vita è una corsa. E noi vogliamo essere campioni. Qualcuno qua non vuole essere un campione? Io desidero. E essere un campione non è avere un trofeo qua in questo mondo, ma arrivare alla presenza di Dio e dire: Dio, ho adempiuto la vocazione che tu mi hai donato. Tu mi hai chiamato a questo. Io sono arrivato lì con perseveranza. Perciò i grandi eroi sono quelli campioni che veramente sono perseveranti, costanti e arrivano. Quando abbiamo parlato di Messi, c'è adesso questo di tennis italiano, Sinner, per noi brasiliani c'era molto o Ayrton Senna, che si ricorda. Ossia, c'era un atleta che si è diventato per noi un eroe. E io mi ricordo quando c'era le corse di Formula 1, e Senna e domenica mattina eravamo lì per vedere lui, perché lui prendeva la bandiera e si è trasformato in un eroe per la nazione. E tante volte nós stiamo perdendo di essere un eroe per il reino di Dio. Ossia, Dio sta cercando veramente di eroi. E o eroe è quello che mantiene la fede fino alla fine. È quello eroe che Dio sta chiamando noi di campioni per essere perseveranti in fede. E io vorrei lavorare qua dei punti importanti che noi non possiamo dimenticare. Perché dobbiamo partecipare di questa competizione? Perché è una proposta da Dio. Non è stato Daniele a decidere, è stato Dio a manifestarsi su di lui
è stato Dio a manifestarsi su Matteo, è stato Dio a manifestarsi su questi nostri ragazzi, e adesso è Dio che ti sta sfidando a una opera. Ossia, non è una opera mia, non è un desiderio mio, ma è Dio che si manifesta, che si rivela, è Dio che adesso mi chiama a partecipare di questa storia, di questa corsa. Perciò il personaggio principale di questa storia è Dio, non sono io. È Dio che ci propone entrare in una competizione. E no momento che io mi converto a Dio, io sto entrando in una competizione per prendere le persone che erano sul dominio di Satana e portare alla presenza di Dio. Io sto competendo adesso. Perciò questi personaggi che noi leggiamo nella parola di Dio, un Timoteo, un Davide, un Neemia, un Abramo, sono degli eroi che hanno rischiato la loro vita, sono stati costanti e perseveranti per manifestare la gloria di Dio. Come sta la tua vita oggi? Tu sei costante e perseverante o nella prima difficoltà tu pensi in te stesso e abbandona la tua chiamata? Cosa stai facendo con la fede che Dio ti ha donato? Che cosa tu stai facendo oggi con la fede che Dio ha chiamato nella tua storia, nella tua vita? Tu stai vivendo in modo pratico, tu stai portando la conoscenza di Dio alle altre persone? O se noi stiamo in questa gara, noi stiamo in questa competizione. È una corsa molto grande che Dio ti ha donato. Perciò è Dio che ti chiama. Perciò è interessante anche perché esistono ancora degli incentivi degli eroi della fede. E quando noi leggiamo nella parola di Dio, vediamo di questi personaggi che sono gli eroi che io devo seguire. Per fede Mosè attraversò il Mare Rosso, per fede Abele offrì un sacrificio più profondo, per fede Isacco benedisse i suoi figli, per fede Abramo offrì suo figlio, per fede Raabe crede nella potenza di Dio, per fede... Che cosa tu stai facendo per la opera del Signore? Quando la Marta ha dato la sua testimonianza lì, di andare a servire, che cosa tu stai facendo all'opera del Signore? È per fede. E hoje me preocupo tanta gente che comincia a pensare no tempo dello svago e fare una grigliata e fare delle feste. Ma cari, non è sbagliato fare questo, ma questo non è la mia ragione di esistenza qua. Per fede io devo vivere delle situazioni che proclamano la gloria del Signore. Perciò in questa competizione ci sono delle sfide molto grandi davanti a me. È facile essere credente in questo mondo? Non è, neanche dentro della Chiesa. Tu já vissuto um momento difícil dentro da chiesa? Solo io. Tu já vissuto um momento difícil com o pastor? É solo io. Tu já vissuto um momento difícil com a tua família que sono cristiani? Ou solo io? Ce l'ho, sì, poverina, no. Ok? Ma ci sono tante volte delle persone intorno a noi che vogliono togliere la nostra fede, ma io penso, no, Dio mi ha chiamato, la fede è Cristo Gesù che mi ha donato, io devo essere costante e perseverante, e questa persona adesso deve essere servire di appoggio. Io devo stare insieme. Quando eu ho vissuto questa storia dei pastori, io sono stato un critico dei pastori, oggi sono un pastore, ok? E dopo, quando Dio mi ha chiamato a essere un pastore, il primo passo che ho fatto, sono andato in Brasile, a quella chiesa dove ho creato tanti problemi con quel pastore, ho chiesto perdono pubblicamente e oggi siamo amici. Il problema era io. Perciò tante volte noi prendiamo delle scuse e stiamo abbandonando la fede di continuare a manifestare la gloria do Signore e servire il Signore. Dio mi ha chiamato a essere vittorioso. Perciò quando noi stiamo in una battaglia dobbiamo ricordare che questa chiamata è del Signore. Quante battaglie affronteremo in famiglia, chiesa, lavoro, vicini di casa, amici, nemici. Ma io devo guardare sempre Gesù. Perciò sono stati vittoriosi in questo gruppo, perché io non posso essere? Loro sono stati perseveranti, perché io non posso essere? Loro sono stati in mezzo alle tempeste, perché io non posso stare in mezzo alla tempesta? Ma io non posso perdere la gioia di adorare e di servire il mio Signore. Io non posso perdere la gioia di continuare a essere perseverante. Loro sono i nostri incentivi, così quando il momento è critico, io mi ricordo di Davide, eu me ricordo di Abramo, eu me ricordo di Paulo e di Timoteo, e io penso è loro che devono incentivarmi ancora a continuare a essere perseverante. Tu prendi questi personaggi o tu prendi a te stesso? È il Signore che mi dà questo racconto biblico, in modo che io possa prendere questo gruppo come personaggi. Terzo punto, la corsa ispirata nella vittoria di Cristo. Quando o modelo é Cristo, eu guardo quella croce, e quella croce non è sconfitta, è vittoria. Quando eu vedo o problema, eu guardo quella croce di Cristo sofrendo per me.
Quando ci sono delle situazioni difficili, io guardo la croce di Cristo. È lì che Gesù trionfa, è lì che è la vittoria, è lì che c'è il grande premio. Perciò nel momento della difficoltà io comincio a guardare Cristo Gesù sulla croce, che versa quello sangue puro per me, e è lì che mi porta a essere un vittorioso novamente. Io devo guardare Cristo, perché Lui è il mio modello di vita. È Lui che eu devo stare con lo sguardo fissato su di Lui. Perciò l'autore di Ebrei dice, eu devo avere lo sguardo fissato su Gesù. Quando Pietro stava in quel momento alla tempesta, quando lo sguardo era su Gesù, lui stava camminando sulle acque. Quando lui toglie lo sguardo di Gesù, lui comincia a affondare. Quando la mia vita lo sguardo è su Gesù, è vittoria, è conquista. Ma quando eu tolgo lo sguardo di Gesù, io comincio a perdere. Eu devo guardare é Gesù. Quando eu sofro, eu vedo Cristo. La mia corsa è basata su di Lui. Perciò la mia ispirazione è Cristo sulla croce. È lì. Perciò in quale modo che eu devo correre? Eu devo togliere ogni peso e il peccato. E la parola dice che facilmente mi coinvolge. Questo incontro dei ragazzi qua, mi ricordo di abbiamo parlato là di peccato e anche loro hanno condiviso, carissimo, abbandonate il peccato. E tante volte noi cominciamo a inserire só peccato è questo, punto, no. Mancanza di fede è peccato. Mancanza di perseveranza è peccato. Preoccupazione è peccato. Angoscia è peccato. E è tutti questi peccati che cominciano a abbracciarmi e io penso che è normale e non è normale. Io comincio a abbandonare tutto quello che il Signore mi ha chiamato a vivere per fede. Eu não posso caminhar em questa corsa com o pecado. É o peso. Pode imaginar aquele atleta ali, 100 metri rasi, com 100 metri com zaino pieno di pietra. Não pode. Pode imaginar um portiere lá com a Alemanha attaccati. Não pode. Nós dobbiamo essere liberi per il Signore senza il peccato. Perciò se tu vuoi conquistare qualcosa, abbandoni o peccato. O peccato è qualcosa ingombrante, è un peso. E tolhe la nostra gioia. Perciò acolhe o pecado que está pulsando o teu cuore hoje. Mancanza di fede, preoccupazione, amarezza, delusione, tristezza, indifferenza con la fede, rifiuto delle cose del Signore, non crede nella potenza di Dio. E dopo vem i peccati morali e etici. Qual é o pecado que está abbracciando a te? Abandona. E comincia a vivere una vita nella semplicità e nella potenza in Cristo Gesù. Per fede. E é ali que eu estou nessa corsa. Quando entra qualquer amarezza no meu cuore, delusione, tristezza nel cuore, io mi lascio essere trascinato dalle altre situazioni. Togliete questo prosciutto sugli occhi e cominciate a guardare Cristo Gesù sulla croce. E è lì che viene novamente l'incentivo. É guardare Cristo. E adesso viene la gloria do Signore. Não existe vitória se não c'è la presença de Cristo nella nostra vita. E l'ultimo punto qua, eu devo correre com perseverança com perseverança. Perché eu devo essere constante. E quando que existe la perseveranza? Quando tudo é contrário. Eu só posso essere perseverante se tudo é o contrário. Eu só posso essere constante se tudo é o contrário. É lì che c'è la constância, é lì che c'è la perseveranza. Se tudo va bene, se soffia bene il vento, no, è tranquillo. Ma se viene l'avversità, è lì che si manifesta la costanza e la perseveranza. Perciò il testo parla di correre con perseveranza. E questa frase significa che ci saranno situazioni sfavorevoli, ma io non posso mollare la chiamata del Signore. Quanti di noi qua já siamo convertiti da anni e hoje stiamo vivendo una vita non leggiamo la parola, non preghiamo più, non partecipiamo dei studi biblici, non stiamo vivendo la fede con tanta gioia e abbiamo perso questo. Ritornate al primo amore. Guarda te stesso e lascia tutto questo che impedisce la profonda gioia nel Signore. Ritorna e vedere questi ragazzi qua che voi genitori possono essere dei esempi per i vostri figli e quando i vostri figli arrivate a casa loro possono vedere in voi quella gioia, quella allegria, quella fede, quella intensità e dire io vorrei seguire mio papà, la mia mamma perché loro sono un eroe della fede, sono il mio esempio. E è questo che la parola sta dicendo, perseveranza, esempio di fede, e l'esempio è Cristo. Perciò Cristo Gesù si umilia e lo Padre lo esalta. Cristo Gesù abbandona se stesso e o Padre dopo lo porta in un posto più alto. Eu devo prendere Cristo, questo senso di umiltà. Cristo che si umilia, Cristo che è esaltato, un Cristo che soffre ingiuria, ostilità,
ma dimostra obbedienza ao Padre e dimostra amore alla gente. E è questo Cristo che è il mio esempio. Perciò io non posso abbandonare questa corsa, perché Cristo mi ha chiamato e Cristo è il mio modello. È Messi per noi tante volte come un atleta, ma è Cristo Gesù il nostro grande modello. E è Cristo Gesù che eu devo guardare e seguire. E è lì che eu comincio a venire questo entusiasmo. Ragazzi, che questo entusiasmo sia per sempre. Dove è Luca che mi piace quando lui dice questa parola? Luca, può dire per? Molto basso, più alto, per? E che sia per sempre, ragazzi. Che sia per sempre. Genitori, prendete i vostri figli, portate questo entusiasmo. E voi avrete una generazione dentro di casa e fuori di casa che proclameranno la gloria del Signore. Alleluia! E chissà tra poco questi ragazzi saranno nostri missionari, pastori, e noi, wow! Glória ao nosso Signore. Amém? Preghiamo. Nosso Padre, grazie per questo momento, questo culto meraviglioso che tu ci hai donato. È un culto per te, oh Padre, solo a te, adorazione e gloria a te. Ti ringrazio, oh Padre, della tua presenza, lo Spirito Santo in mezzo a noi, e che si rivela, Padre, e si fa vedere la grandezza di questo amore. Grazie per questo momento. Adesso, Padre, stiamo continuando e vivere questa esperienza con te, perché vogliamo, Padre, pubblicamente vivere questa ricchezza di un battesimo, Padre, davanti a un gruppo di persone che ancora non credono in te, che possano riconoscere che Gesù è il Signore e Salvatore. Benedici, oh Padre, la tua Chiesa, e che ogni persona qua, oh Padre, possa vivere questa esperienza, questa corsa di fede, oh Padre, di esperienza di vittoria, di perseveranza e di conquista. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Un cambiamento, ok? Mi sembra tutto ok con quella canzone? C'è una canzone bellissima, ma non c'erano le parole. C'era una canzone che avete qua sentito che non c'erano le parole, no? Che era la seconda. Si ricordate o no? Solo 3 persone? O ero io cieco, ok? Ok, cantiamo novamente quella canzone? Così, ok? Loro mi uccideranno dopo, ma non importa, c'è l'acqua del battesimo che purifica dopo. Ok, cantiamo novamente questa canzone con tanta gioia, con tanta allegria. Vorrei vivere questo culto oggi in questo modo. Momento di offerta e di decima. È un momento, i maialini sono le offerte missionarie che noi facciamo. E offerta e decima è responsabilità nostra. È mantenere questa opera del Signore in modo che noi possiamo vivere questi ragazzi qua adorando il Signore e chissà inviando come nostri missionari. Possiamo stare in piedi, cantiamo, possiamo battere le mani, possiamo vivere con questa gioia e vivere questo cantico, ok? Con tanta gioia che il Signore ci ha donato. Facciamo questo momento di consacrazione dei nostri beni materiali, ok? Ok? Con Dio faremo prodigio, esatto. E che c'è la continuazione che non c'erano le parole, ok? Così cantiamo novamente questo cantico con gioia. 2, 3, 1, va Pedro, ecco Marcelo. Con Dio faremo prodigi e gli schiaccerà i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo è Re. Con Dio faremo prodigi e gli schiaccerà i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo è Re. E Dio è la vittoria, Lui libera i suoi, ha vinto il nemico, il mondo vedrà che solo in Dio fare prodigi e gli schiaccerà i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo è Re. Con Dio fare prodigi e gli schiaccerà i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo con Dio fare prodigi e gli schiaccerà i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo è Re. Dio è la vittoria, Lui libera i suoi, ha vinto il nemico, e il mondo vedrà che solo
C'è l'altra parte, io l'esalterò, no? Preghiamo, facciamo gli avvisi e canterete io l'esalterò e finiamo il culto. Amen? Ok, preghiamo. Grazie, Padre, per questo momento, per questo culto, la gioia che abbiamo in te. Benedici, Padre, ogni persona qua. E grazie, Padre, che quanto è bello sapere che noi siamo liberi per adorarti, per servirti. E che possiamo vivere, Padre, questa intensità di vita con te, sapendo che tu non sei un Dio lontano, tu sei presente. E come abbiamo sentito questa mattina, quando parliamo, tu ascolti, tu rispondi. Quando gridiamo, tu ti manifesti. E grazie, Padre, perché il tuo amore è profondo e grande e che possiamo vivere la gratitudine con te. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi? Ok, gli avvisi, c'è il battesimo adesso, non dimenticare, andiamo tutto Piave, chi non sa dove è Piave potete seguire qualcuno, chi ha bisogno di un passaggio, di una macchina, abbiamo tante macchine qua, ok? E andiamo lì. Ah, pastore, non ho portato niente da mangiare, neanche io ho portato, ok, mia moglie ha portato. Ok, così puoi andare di gruppo in gruppo e tu puoi mangiare là con gli altri. O importante oggi è stare insieme, un momento di gioia e di tanta allegria. Staremo lì fino alle 6, alle 7, ok? E Piave è un posto bellissimo, c'è tanta ombra, ok? E vogliamo vivere questo momento con gioia. Gli altri avviso? Non c'è nessun avviso? Wow, questa chiesa con un avviso solo è un miracolo di Dio. Ah, c'è un avviso, c'è l'assemblea il 28, faremo un'assemblea amministrativa subito dopo il culto, è un'assemblea corta, sarà più o meno 30-40 minuti, ok? Sono due argomenti ma molto semplici, ok? Sarà il 28 di luglio alle 12:15, ok? Faremo questo, io ok, basta, penso che basta. Tu che sei con noi oggi la prima o seconda volta, grazie alla tua presenza, che Dio ti benedica e che questa gioia possa avere sempre nel tuo cuore di servire e adorare il nostro Dio. Amen? Ok, cantiamo con la seconda parte, ci sono le parole, Joshua? Ok, 3, 2, 1, andiamo là, io ti esalterò. Io ti esalterò, mio Dio e Re, e loderò il tuo nome. Io ti esalterò, mio Dio e Re, e loderò il tuo nome. Oh, porta, alzate i vostri capi, alzatevi voi porte interne, perché il Re di gloria, chi è il Re di gloria, è l'Eterno forte e potente in battaglia. Egli è il Re di gloria, egli è il Re. Cantiamo la 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 la, hey! La 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 la, Signor, la 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 la, Gesù, la 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 la. Io ti esalterò, mio Dio e Re, e loderò il tuo nome. Io ti esalterò, mio Dio e Re, e loderò il tuo nome. Oh, porta, alzate i vostri capi, alzatevi voi porte eterne, perché il Re di gloria, chi è il Re di gloria, è l'Eterno forte e potente